sono un caro amico di Marco e niente, abbiamo voluto organizzare tutto questo appunto per il nostro caro amico che purtroppo ci ha lasciato troppo presto, però niente, volevamo fare un po' di luce per lui, un po' di casino per lui come appunto gli piaceva fare. E in tutto questo abbiamo deciso anche di fare del bene a persone che ne hanno bisogno e abbiamo deciso di fare una piccola raccolta per chi ha piacere da donare alla Città della Speranza, appunto da parte di tutti noi. Il nostro amico improvvisamente sale in cattedra per una dura, importante lezione che ci coglie alunni sgomenti, impreparati, feriti. Ci insegni dicendo: siate veri e siate semplici. Ci dici non sprecare il tempo nell'arroganza di voler fare cose eccezionali, ma di fare bene, ossia di farlo con il cuore, ciò che la vita ci chiede. Soprattutto di prenderci cura dell'altro, di essere sempre disponibili, accoglienti, di essere persone autentiche. Sono i momenti semplici a rendere speciale una giornata. Un gol del Milan, una battuta spiritosa, passarsi il pallone tra amici, un salto dal kebabaro, senza la presunzione di possederla la vita. Vivere la quotidianità delle cose ordinarie. E tu, in questo, sei stato straordinario. Mai una maldicenza, mai una critica. Impossibile litigare con te. Bastava incrociare il tuo sguardo luminoso e anche i più lunghi ritardi ti venivano perdonati. La tua presenza non era mai pesante, ma la leggerezza non è mai stata superficialità. Vedi, Itch, stasera quanti siamo ad averti conosciuto ed apprezzato. In questo tempo in cui esplodono le bombe della cattiveria e dell'egoismo, a risuonare più forte sia il tuo esempio. Chi ama non cerca lo scontro, ma la pace. Vuole il bene dell'altro e si prende cura della sua serenità. Ciao Itch, ora tu sei a casa, nella casa di Dio. Ma noi, come abbiamo sempre fatto, continuiamo ad aspettarti, a lasciare accanto a noi un posto per te. Se l'aspettava così tanta gente? No, sinceramente no. Avevamo un angelo in casa e non lo sapevamo, come ha detto mio marito prima della fiaccolata.